Terre Evolute, Festival delle Bonifiche, siamo in compagnia, lo saluto, Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto. Allora, anche nelle vesti un po' di, i francesi direbbero enfant du pays, padrone di casa, l'importanza della bonifica, presidente Forcolin. Beh, l'importanza fondamentale, siamo territorio di bonifica, quindi qua gioco anche in casa e in primis rendiamo onore ai nostri padri, insomma, fondatori del consorzio, quindi siamo in una fase che celebra il centenario appunto del consorzio nato su queste terre di bonifica che hanno visto poi una ricostruzione post bellica e quindi assolutamente un grande valore per il nostro territorio, quindi un ringraziamento a loro, ai nostri nonni, a coloro i quali hanno lavorato in modo fondamentale per oggi dare una situazione territoriale così proficua anche dal punto di vista non solo irriguo ma appunto per l'agricoltura e per i nostri prodotti che sono anche l'eccellenza dei prodotti veneti, e quindi questo è il motivo principale, ma anche una sfida con tematiche importanti in questi giorni che parlano di quale futuro, quale evoluzione del consorzio, ma soprattutto il valore dell'acqua, un altro tema importante su un cambiamento climatico che sta cambiando in modo così drastico, con momenti di assoluta siccità e dall'altra parte magari le famose bombe d'acqua e quindi delle situazioni d'emergenza. Quindi in tutto questo dei relatori illustri importanti per capire come muoverci, e la Regione non può che essere a fianco dei consorzi di bonifica, della pianificazione e anche della rigenerazione urbana. Ricordiamo che lo scorso anno con la legge 14 importante votata in Consiglio regionale abbiamo approvato consumo del suolo zero, un obiettivo fondamentale per ridare territorio agricolo, per condensare eventualmente e rigenerare appunto urbanisticamente parlando le nostre città, mantenendo salvaguardata ovviamente quella che è il valore idrico e il valore dell'acqua. Consumo del territorio zero vuol dire sostenibilità, vuol anche dire rendere consapevoli i cittadini che la bonifica è un servizio per tutti, non solo per gli agricoltori. La bonifica è un servizio per tutti, ma prova ne sia che le associazioni di categoria, penso solo al mondo delle associazioni produttive dell'ANCI e dei costruttori, che vedrebbero come una cosa assolutamente drastica quella del consumo del suolo zero, invece hanno calibrato e hanno diciamo non digerito ma condiviso, la parola giusta è condiviso, quello che è appunto il consumo del suolo zero per una situazione anche di responsabilità verso i figli e le future generazioni, però non mancando dei presupposti e delle opportunità per liberarci dagli ecomostri, per rinaturalizzare certa parte del territorio distrutta soprattutto da un'architettura magari degli anni 70 assolutamente brutta, dobbiamo dirlo, ma rigenerare in modo consapevole invece i centri urbani e quindi dar modo sia a loro che quindi alle attività produttive sia al mondo agricolo di avere reciproca soddisfazione. In prospettiva futura il ruolo della Regione? In prospettiva futura quello di affiancare e di capire assieme a questi nuovi studi quale sarà il nostro territorio e l'evoluzione del ruolo del consorzio di bonifica, che prima serviva per mettere dal punto di vista irriguo, quindi con idrovore, con canali, con situazioni appunto che potessero mettere nelle condizioni dell'agricoltura di poter lavorare in modo fiorente, oggi invece è anche difendere il valore dell'acqua in situazioni che sono cambiate, come dicevo, dal punto di vista climatico. Grazie e buon lavoro al vicepresidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin. Con Giuseppe Romano, presidente di Ambi Veneto, siamo a parlare di Terre Evolute, Festival della Bonifica. Allora Presidente, un momento importante questo per far capire ai cittadini come la bonifica non sia solo una questione dell'agricoltura. Ah beh, certamente sì, anzi direi che in talune situazioni è proprio il contrario, in talune situazioni il lavoro che sta facendo la bonifica a difesa idraulica e a difesa di un territorio urbano è importantissima. Ecco, quindi la multifunzionalità, la modernità dei consorzi di bonifica che sono evoluti, sono stati al passo coi tempi, siamo adattati, nel senso che proprio qui a San Donà nel 1922 è nata la bonifica integrale, la bonifica intesa non solo la parte irriga ma la parte anche di difesa idraulica, quindi dagli allegamenti. Quindi a maggior ragione siamo moderni, pur datati, ma molto moderni, e quindi in funzione e previsione che qui nel 2022 ci sarà il centenario abbiamo pensato che era opportuno ripartire e ricollocarsi su San Donà per poter ancora una volta ribadire i concetti della centralità della bonifica, della centralità di un territorio, della centralità di un ambiente. In questa centralità siamo accompagnati dalla Regione del Veneto che ci ha patrocinato
e c'è anche cofinanziato questo tipo di intervento dall'Università di Padova, dalle ANCI e dai consorzi di bonifica i veneti, che sono certamente il punto di diamante di questa partita. Allora, consorzi di bonifica veneti che sono importanti per la tutela, per la salvaguardia del territorio. È importante far capire anche ai cittadini che senza la bonifica la vita sarebbe difficile, tante zone costiere non potrebbero svolgere il loro ruolo nell'agricoltura, nel turismo, cioè questo deve essere chiaro a chi ci sta ascoltando da casa, Presidente. Vede, a volte, e questa è la grande difficoltà, siccome tutto è dato per scontato, tutto è naturale che un terzo del Veneto è sotto idrovora, un terzo del territorio del Veneto riesce ad essere veneto semplicemente perché i consorzi di bonifica salvaguardano e accendono e spengono le idrovore, perché anche a minima pioggia siamo sotto il livello del mare. In che modo funzionano le idrovore, Presidente, proprio per spiegare da casa cosa succederebbe e cosa succede? Le idrovore sono altro che delle pompe che aspirano l'acqua dei canali e la ributtano in altri canali più alti, pensili. E questo sistema consente a città importanti, territori importanti, realtà importanti come il triangolo industriale tra Padova e Venezia, che è forse il triangolo industriale uno dei più grandi d'Europa, ad essere asciutti, di poter produrre PIL, produrre economia, produrre posti di lavoro, tutto questo grazie ai consorzi di bonifica che, come dicevo, fanno questa attività in modo silente, nessuno se ne accorge, dando tutto per scontato, come è dato per scontato il fatto che in altre parti del Veneto ci sia l'irrigazione, come è dato per scontato che in alcune parti del Veneto, senza i consorzi di bonifica che attutiscono la risalita del cuneo salino, si riesca a dare acqua all'agricoltura, acqua agli acquedotti. Quindi questo percorso è importantissimo per noi far capire questo, come è dato per scontato ma non si vede quanto la modernità dei consorzi di bonifica, che sono fra i primi produttori di energia elettrica a livello locale, siamo autosufficienti da questo punto di vista e quindi la modernità deve essere portata ad evidenza, quindi una realtà come quella di oggi, questi 4 giorni di confronto con un territorio, ripeto, partendo da San Donà per i consorzi del Veneto e per i consorzi italiani è una realtà importantissima appunto perché da qui siamo partiti. Grazie a Giuseppe Romano, Presidente ANBI. Terre Evolute, Festival della Bonifica a San Donà di Piave. Sono in compagnia e saluto la professoressa Elisabetta Novello dell'Università di Padova, curatrice scientifica. Allora, storico questo festival perché nel 22 si tenne proprio qui a San Donà di Piave il primo festival delle bonifiche venete. È un ripercorrere la storia questo, professoressa? Sì, allora nel 1922, nel marzo del 22, si tenne appunto qui il Festival delle Bonifiche, che fu un evento regionale, come giustamente lei ha sottolineato, ma fu in realtà nazionale, perché parteciparono i politici più importanti e gli uomini della bonifica, sia tecnici sia appunto esperti della bonifica a livello nazionale. Quindi è un momento davvero importante questo ricordare questo evento e avvicinarsi a questo evento con questo festival. E l'idea appunto, questa è l'edizione 0, è quella di arrivare al 2022 con un grande evento riconosciuto dalla Regione del Veneto che appunto ricorda questa data molto importante. Per il mondo della bonifica è un modo anche per farsi conoscere, per comunicare se stesso e anche fare un po' di critica, come è giusto che tutti noi facciamo. Anche noi dell'Università di Padova siamo coinvolti in questo perché crediamo che oltre alla didattica e alla ricerca sia importante anche trasmettere e comunicare con il territorio, con le attività produttive che sono presenti, quindi in particolare un mondo come quello della bonifica che si occupa dell'ambiente, un'attenzione particolare proprio per la qualità della vita di tutti i cittadini e di tutte le attività che si svolgono in questo territorio. Che cosa è rimasto, che cosa c'è ancora dello spirito di quel tempo e che cosa ci dovrà essere per rendere più consapevoli i cittadini dell'importanza della bonifica? Allora, la bonifica, anche se non ci accorgiamo, in realtà è con noi tutti i giorni, perché se solo i motori idrovori, le pompe idrovore si spegnessero, queste terre, che in realtà non esistono, sono terre artificiali, scomparirebbero, quindi e con esse tutte le attività che vivono di queste realtà. Quindi la bonifica vive tutti i giorni, deve essere mantenuta tutti i giorni, deve essere preservata e si deve anche fare ricerca su queste tematiche, quindi ben vengano gli architetti, che vengano gli ingegneri, ma anche gli storici, insomma parlo in prima persona,
persona che ricordino proprio il valore di queste terre e il lavoro anche delle persone, di tantissime persone che dai carriolanti fino a oggi, insomma i nostri ingegneri, i nostri macchinisti, tutti i giorni davvero hanno lavorato per trasformare questo territorio, per rendere le terre volute ed evolute nello stesso tempo. Grazie ad Elisabetta Novello, curatrice scientifica di Terre Evolute Festival della Bonifica.